Dopo aver scoperto il potere dei fanghi, dell'acqua, la bellezza dei colli euganei e delle leggende di Monte Grotto Terme, Marco, Pippo e Gaetano recuperano finalmente l'auto. Sono pronti per la sfida. Il Tour del Veneto in 48 ore. Il cronometro è partito. 3 attori erranti. Un territorio da esplorare e una sfida. Oh Tosi, idea! Scommettiamo che riusciamo a fare il giro di tutti i comuni del Veneto in 48 ore. 48 ore? Ara chiese quasi 600. Chiese piene di autovelox. Con un mezzo che li porterà ad esplorare gli angoli più remoti della regione. Ah no? Con questa? L'autovelox è l'ultimo dei problemi. Tosi, e il Pandin va dappertutto. Sei la macchina perfetta per andare in Veneto. Pandare in Veneto, non mi capia come, cioè, pandare in Veneto. Benvenuti a Pandare in Veneto. Resta solo una cosa da fare. Ragazzi, potremmo fermarsi un attimo a una bottiglia di vin per mio papà? Adesso? Se appena scattato il cronometro ti è venuto in mente il souvenir? Adesso? Vabbè dai, 10 minuti in più, 10 minuti in meno. Ma sì, è tante 48 ore, che affemo? Ragazzi, vi serve una bottiglia di vino buono? Ma sì dai, tanto non avevamo fretta. Allora andiamo lungo la strada del vino dei Colli Euganei. Sì! Datemi un po'. Bello qua, Franco, ma se dovesse tornare un weekend, tipo, cosa mi consiglieresti di fare? Allora, se non hai la pazienza di leggere tutte le nostre proposte nel sito, nel libro, nelle guide, mi dici che cosa ti piace e noi ti calziamo su misura, ma lo facciamo con tutti, mica perché... Ah, cioè, se mi ti dico cosa a me piace, tu mi dici, mi proponi un itinerario ad hoc. Esattamente. Ma so, tipo ti dico, a me piace lo sport e mangiare. Ecco, sport magari 5 minuti e mangiare 3-4 ore a tavola, cioè fatto bene. Bene. Si può fare? Altro che, qui si fa di tutto ovviamente, dal ciclismo ai percorsi pedonali, al golf, all'equiturismo, tutto quello che vuoi, anche l'arrampicata. Sì, ma scusa, ma costerà un muccio le skate? Ma no, ma qui siamo amici del popolo, nel senso che non siamo così inflazionati da avere solo i ricchi, qui vengono e quindi anche i prezzi sono diciamo molto posto approcciabili. poco conosciuto. Molto meno di quello che merita. Però magari come turista a me andrebbe bene. Cioè, onestamente se spendo poco, ecco, forse va anche meglio, no? Certo, allora se non vuoi spendere neanche niente, ti prendi la piantina della strada del vino dei Colli Euganei, qui ci sono tutti i soci, dopo ti perdi, ci chiami e noi ti diciamo tutto il resto. Questa la tengo. E se non ti basta ti diamo pure il libro. Ma quali sono gli eventi più importanti in un anno nella strada del vino? Dipende dai punti di vista, il più importante numericamente è Calici di Stele, lo facciamo in collaborazione con il Consorzio Vini, il Movimento Turismo del Vino, ed è itinerante. Poi ci sono la caccia al tesoro, la golosa bike, le passeggiate guidate fra cantine, vigneti, oliveti. Di queste ne facciamo durante tutta la buona stagione, che da noi dura almeno 8-9 mesi. Che bontà! Poi Gaetano è un esperto di vini eccezionale. C'è una roba. Fallo un'altra volta e te bruso. Gara, scusa, Franco, però una domanda seria. A me papà, cosa che porto a casa, oltre ai vini, cosa si trova qui? L'olio extravergine che è buonissimo, abbiamo tanti frantoi, ma abbiamo anche salumifici, abbiamo anche chi fa formaggi caprini, pecorini, abbiamo anche miele, abbiamo anche castagna, anzi qui siamo proprio in una delle... questo è suolo vulcanico, quindi è il posto ideale per fare i marroni. Sì, ne siamo proprio qua in mezzo, In mezzo ai marroni. Sì.
E allora facciamo un brindisi alla strada del vino Colli Ugani. Io no, perché devo guidare, ma voi sì. Sì. Ok. Cin. Cin. Dai. Questo. Sì. Vabbè, oh, non saremmo riusciti a fare il tour del Veneto in 48 ore, però sto panorama ripaga di tutto, no? Cibo per gli occhi. Questo è il vero souvenir che se portiamo a casa. Oh, grazie di tutto, amici. Grazie. I cocchi demosi anche un vaso. Cosa che avevi mangiato? Un camion di zucchero. Ma qui uno sei il meccanico. Ma cosa ci fa lei qua? Ma che c'era le ultime robe a sistemare, se no cascava, i freni, la marmita, poche robette. Ma go sistemato tutto. Go finito. L'avventura di Marco, Pippo e Gaetano a Montegrotto è finita.